13 condanne, quasi tutte superiori rispetto a quelle che erano state inflitte al termine del primo processo di secondo grado. Il sostituto procuratore generale di Palermo, Rosalia Cammà, all'apertura dell'appello bis scaturito dall'operazione antimafia Nuova Cupola, che il 26 giugno del 2012 ha disarticolato le nuove famiglie mafiose della provincia di Agrigento, formula subito le richieste conclusive per i 13 imputati tornati in appello, dopo la sentenza della Cassazione che lo scorso 21 luglio ha messo dei punti fermi e ha pure annullato alcuni aspetti del precedente verdetto. Nell'elenco ci sono tutti i personaggi principali dell'inchiesta, a partire dal sambuchese Leo Sutera, 67 anni, ritenuto il successore di Giuseppe Falzoni al vertice di Cosa Nostra provinciale. La condanna a 3 anni è definitiva, ma il PG ha chiesto di condannarlo a 6 anni, ritenendo che sussista l'aggravante riciclaggio nelle risorse economiche. Pene più severe pure per i principali punti di riferimento del nuovo capo provinciale, che sarebbero stati Francesco Ribisi, 34 anni di Palma, Giovanni Tarallo, 31 anni di Santa Elisabetta. E per uno dei volti dell'inchiesta Cupola, Pietro Campo, 63 anni di Santa Margherita Belice, pubblici ministeri della DDA di Palermo Bruno Brucoli e Claudio Camilleri nella requisitoria del troncone abbreviato del processo scaturito dall'operazione antimafia Icaro hanno chiesto la condanna a 20 anni di reclusione. Il vecchio boss di Santa Margherita Belice si era rimesso al lavoro dopo aver scontato la condanna nell'inchiesta Cupola e avrebbe scalato gerarchie diventando uno dei maggiori esponenti di Cosa Nostra provinciale. I magistrati hanno chiesto in tutto altre 6 condanne. Gli imputati sono 22.